Assessore Vito, oggi si segna un altro passo importante, se ne è discusso questa mattina, sugli acquisti verdi nella pubblica amministrazione. Sì, è vero, in questa legislatura abbiamo cercato veramente di fare in modo che il Friuli Venezia Giulia fosse un attore protagonista del cambiamento e della transizione da un'economia lineare alla cosiddetta economia circolare, cioè da un'economia sostanzialmente basata soltanto sullo sfruttamento delle materie prime a invece un'economia ben più sostenibile dove i temi del riciclo, del riuso, del riutilizzo, della prevenzione rispetto alla produzione dei rifiuti sono invece dei pilastri fondamentali. In questo percorso un aspetto importante è quello degli acquisti verdi, perché è un tema che mette la pubblica amministrazione profondamente in discussione, perché il tema del appunto acquisto sostenibile anche per la pubblica amministrazione è fondamentale per indirizzare poi gli operatori, le aziende verso l'offerta di servizi compatibili con queste esigenze. Oggi in Regione presentiamo il piano di azione per gli acquisti verdi che insieme alla Fondazione Ecosistemi di Roma abbiamo prodotto. È uno strumento nato dal lavoro della Regione, degli uffici regionali coinvolti, ma sarà messo a disposizione di tutti i comuni e la giornata di oggi è proprio per partire con la formazione. È chiaro che questo è un percorso che per essere virtuoso deve essere fatto assieme al territorio e il Friuli Venezia Giulia anche con la norma che il Consiglio regionale ha approvato alla fine dello scorso anno proprio in materia di economia circolare ha adesso tutti gli strumenti per riuscire veramente ad incidere, a dare delle risposte concrete anche su questo settore. Un settore nel quale ci possono essere anche ricadute positive per il territorio. Senza dubbio, perché stiamo parlando quindi di una dimensione assolutamente concreta, gli acquisti verdi, il tema dell'economia circolare è un'opportunità anche per le nostre aziende, è semplicemente un approccio diverso, più innovativo e più consapevole dei temi appunto dell'economia stessa. È necessario però che, visto che stiamo parlando di processi anche di cambiamento, anche culturali, che siano supportati dalla volontà della pubblica amministrazione di lavorare in questo senso e quindi anche con strumenti come appunto il piano di azione che abbiamo prodotto proprio chiari che aiutino in questa fase di grande cambiamento. Spesso quando si parla di acquisti verdi si parla anche magari di un costo leggermente più alto, soprattutto magari della volontà di farli. È previsto magari qualche agevolazione per le amministrazioni che si impegnano, quindi una sorta di incentivo? Lo prevederemo nell'ambito poi delle fasi attuative del piano. Ricordo che abbiamo già tantissime linee contributive che vanno in questa direzione e che sono soprattutto dirette ai comuni, penso ai contributi per la realizzazione dei centri di riuso, al tema delle ecofeste, a tutta la lotta che stiamo facendo per contrastare la presenza dell'amianto, al tema dei rifiuti abbandonati e quindi alle linee contributive anche in favore di comuni e scuole per per l'autocompost in loco. Quindi è un lavoro che è già supportato da delle azioni importanti che potranno essere implementate nel tempo. Stiamo cercando veramente di accompagnare, come dicevo prima, questo percorso di cambiamento. Non è mai facile perché si tratta di veramente ripensare un po' le scelte che la pubblica amministrazione fa. Però ricordo che i cosiddetti CAM, cioè i criteri per gli acquisti ambientali, sono nel nostro paese obbligatori, quindi una volta tanto anche all'interno dell'Europa l'Italia su questo fronte non è la Cenerentola, ma invece deve assolutamente avere un ruolo da protagonista.